Euroregione.news. Sport Studio, premiati a Codroipo i migliori. L'associazione Vecchie Glorie Calcio Codroipo ha organizzato anche quest'anno il premio Sport Studio con il patrocinio del Comune di Codroipo e in collaborazione con l'Istituto Comprensivo e le associazioni sportive del Medio Friuli, come ci ha ricordato il presidente Giorgio Del Nin e il segretario Adriano Giacomuzzi. Siamo qui per pubblicizzare il premio Sport Studio. Anche quest'anno siamo riusciti a organizzare questa manifestazione di cui siamo particolarmente orgogliosi e che viene effettuata da 36 anni. Siamo riusciti a farla anche durante il Covid, quindi direi bene. Quest'anno, oltretutto, siamo riusciti a raggiungere un record di 19 ragazzi premiati. Chi viene premiato? Viene premiato quel ragazzo che è bravo nello sport, dove per bravo si intende anche, oltre che nei risultati fisici, anche nell'atteggiamento, quindi deve essere un atteggiamento consono e rispettoso delle regole. Oltre a questo deve avere una buona media a scuola come studi. Quest'anno, come anche altri anni, abbiamo ottenuto la media dell'8, quindi vengono incrociati i dati sportivi dei nomi passati dalle società con la media dei voti della scuola ed esce una lista di ragazzi premiati. Lo scopo è quello di valorizzare questi studenti e questi atleti che sono riusciti a svolgere entrambe le attività con profitto. Quindi è un esempio per gli altri affinché possano arrivare anche loro a ottenere dei buoni risultati. Direi bene. Quest'anno, oltre ai rappresentanti, la banca 360 FVG, il nostro sponsor storico che ci supporta sempre, oltre alla rappresentanza del comune, della scuola, siamo riusciti a portare come testimonial una ragazza che fa parte della CDA Volley di Talmassons, che come sapete quest'anno è stata promossa in A1 e ci è andata bene perché conoscevamo il presidente ed è venuta simpatica, ma perché anche lei, oltre ai risultati sportivi, deve fare la maturità, quindi è proprio un esempio di come, continuando a studiare e fare sport, puoi ottenere dei buoni risultati. Oltre alla banca e ai rappresentanti del comune, con l'assessore Paola Conte e il consigliere Giovanni Soramel, c'erano anche i rappresentanti dell'Istituto Comprensivo di Codroipo, con la vice dirigente scolastica Lucia Schilter e io dico il mitico professor Piussi, che è sempre il coordinatore principale di queste cose e che porta i ragazzi in giro dappertutto appena può. Oltre a noi, alle Vecchie Glorie, il direttore della filiale di Banca 360 FVG di Codroipo, Michele Toppano, tra l'altro ex giocatore di calcio, quindi diciamo bene. Direi che c'era anche una rappresentanza dell'Assilab Codroipo Allianz, rappresentata dall'agente Spizzamiglio Luigino, che hanno fatto lo sponsor di giornata, ci hanno supportato un attimo per questo evento. L'artefice principale di questa manifestazione, nonché uno di quelli che è nata 36 anni fa e l'ha seguito dall'inizio, è il nostro segretario Adriano Giacomuzzi, al quale chiaramente vanno i nostri ringraziamenti perché ha fatto il maggior lavoro di coordinamento per questo evento. Sì, far conoscere come è nato questo premio Sport Studio, parlando con il ex presidente Pietro De Lorenzi, ho detto no, sì, noi giochiamo, facciamo, però non appariamo da nessuna parte, perché anche quando giochiamo non abbiamo neanche spettatori che vengono a vederci, dunque anche per dire possiamo dare degli esempi. Dunque, che esempio possiamo dare? Se non viene nessuno a vedere, allora mi è venuto questa idea e lui subito l'ha abbracciata. Diciamo, abbiamo cominciato con
i ragazzi del calcio. Siccome qui a Codroipo, oltre al Codroipo, c'era il Rivolto, lo Zompicchia e il Biauzzo, abbiamo fatto solo per il calcio. Poi c'è stato Tamagnini, il mitico ragionier Tamagnini, che è venuto a parlare e ha detto: ci sono dei ragazzi che non fanno calcio però fanno altri sport e si lamentano perché loro non vengono premiati. Ha detto si può, ma ho chiesto: ma l'aiuto chi ce lo dà? Ha detto, siamo noi. E siccome lui era il direttore della banca, e ha detto facciamo noi, e allora abbiamo cominciato anche con gli altri sport e continuiamo così come. Ci vediamo il prossimo anno per la 37esima edizione, con nuovi chiaramente, perché saranno quelli che sono quest'anno in seconda che andranno in terza, e vedremo in quanti saranno meritevoli. Per la cronaca, dall'inizio sono stati premiati fino adesso 405 ragazzi. Da Codroipo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news